Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano per una pillola sui testi che potrebbero essere di aiuto per introdurci alla Kabbalah. Però prima di iniziare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove sapete che ormai al lunedì sera alle 20:30 il Legare Marietto Veneziano Quadriate Midas tiene un piccolo percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati, siamo circa 190-200. In più i link sono sotto qui in descrizione, se volete lasciare un commento, anche un super like è sempre benvenuto. Il vostro Marietto sapete che è sempre ben contento. Bene, questi due libri ho già fatto delle pillole, li ho già presentati, ma sono due pillole, sono due libri veramente importanti, due pesi massimi dell'esoterismo verso che in un certo senso esoterismo cabalistico, chiaramente, che in un certo senso aprono il mondo e spalancano il mondo alla conoscenza della Kabbalah. Sono due libri che non dovrebbero mai mancare in formato cartaceo a casa delle persone che vogliono incamminarsi nel ritorno della Keter. Uno è scritto da Michael Lightman, vedete? Questo, Il segreto del libro eterno, è un libro alla portata di tutti, facilissimo da leggerlo, è praticamente un must per chi inizia. E poi sempre lo stesso spessore, ma con più materiale didattico per potersi avvicinare alla Kabbalah, è Introduzione alla Kabbalah di Nadav Adar Crivelli. Questo è anche un peso massimo. E guardate un po', tutte e due edite dalla Psiche 2. Cos'ha di importante il segreto del libro eterno? Il segreto del libro eterno è importante che spiega in modo semplicissimo il Pentateuco. Quindi si vede in questo libro i vari passaggi in cui la nostra anima evolve e cresce per andare verso la Keter. Invece Introduzione alla Kabbalah di Nadav Adar Crivelli è più un libro didattico, sono complementari, no? E Michael Lightman ha il pregio di spiegare che il Messia è già tornato, è tornato più o meno dal 1995 e sta dentro i libri. Noi lo aspettavamo in un certo senso in forma fisica, ma in realtà è sceso in forma spirituale dentro i testi di Kabbalah. E questi due esponenti sono dei, tra virgolette, profeti, rabbi, importantissimi per il mondo cabalistico di questa estrazione. Poi chiaramente il libro è molto bello, fatto con una bella carta, costa 22 euro questo di Michael Lightman, ha circa 227 pagine, si può leggere facilmente, vedete, una bella carta, una bella scrittura, scritto molto semplice, caratteri molto grandi, e spiega in dettaglio il Pentateuco, ma in modo semplice. Invece il libro di Introduzione a Kabbalah di Nadav Adar Crivelli è un libro più corposo, un prezzo sempre abbordabile, vedete, 28 euro, e chiaramente scritto leggermente più piccolino e ha una sostanza di, vediamo un po', di circa 403 pagine. Sono due libri complementari che non devono mancare nella biblioteca del vero ricercatore della verità, e queste sono cose importanti, materiali importanti didattico. Ricordatevi che Michael Lightman spiega che il Messia è già tornato dal 1995 e dentro i libri, cioè leggendo i libri di Michael Lightman o dei veri cabalisti, quelli che spiegano la verità, la realtà, la strada per ritornare, il Messia tramite queste pagine rilascia una fonte luminosa energetica che illumina l'anima e gli fa capire certi concetti che sono sempre stati tenuti nascosti dai cancelli mentali che abbiamo. Il vostro Marietto, per aiutarvi in questo studio, ha fatto delle pillole in cui spiega ad esempio come utilizzare l'albero sefirotico, sempre cabalistico. Potete trovare chiaramente le pillole del vostro Marietto nel canale YouTube del vostro Marietto. Poi ha spiegato questo circuito radionico per tagliare
i legami perniciosi, trasformarli da negativo in positivo, quindi quando uno si incomincia a avvicinare alla cabala avrà molte ostruzioni, e questo circuito radionico aiuta sicuramente a tagliare questi cancelli che si metteranno fra voi e la strada del ritorno alla Keter. Poi questo carattere cabalistico importante, voi scrivete il vostro intento della serie voglio studiare la cabala, o qualsiasi intento propositivo verso la cabala, e potete utilizzare anche questo circuito radionico. Questo è anche molto importante per chi inizia i primi passi. Chiaramente si possono scaricare tutti nel sito capitano.altavisto.org o nei gruppi Facebook. E poi abbiamo questo circuito radionico che serve per rinforzare quelle vibrazioni propositive delle forze planetarie di Giove. Quindi questi circuiti sono stati, come si suol dire, elaborati tramite dei video che metto a disposizione nel canale vostro Maledetto Veneziano. Basta che andate nel canale e potete cercare tranquillamente come si possono utilizzare. Vedete? Bene, questo è molto importante se volete avere un piccolo aiuto anche vibrazionale per incominciare ad avvicinarvi alla cabala in modo molto semplice. Chiaramente ci sono anche degli altri libri di maggiore spessore in un certo senso, ma per i neofiti questi qui è già il master, sono già dei pesi massimo, il top che si potrebbe trovare sul mercato a livello italiano, dove si comprano nelle migliori librerie online tipo il Giardino dei Libri o il Macro Librarsi, oppure anche nelle altre librerie. Bene, detto questo, il vostro Maledetto vi ringrazia di avermi seguito fino a qui. Vi ricordo che secondo Michael Lightman il Messia è dentro i libri, è dentro con la sua fonte luminosa, una scintilla luminosa dentro le varie pagine di questi libri, quindi già chi detiene un libro di questo spessore chiaramente è un segnale del cielo che siete sulla strada giusta, oppure anche di Nada Adar Crivelli. Bene, grazie per avermi seguito fino a qui. Il vostro Maledetto vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale Legare Maledetto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!